Saluta a tutti, oggi ragionamos de come sta andando la situazione del Brexit dal punto di vista politico-economico, cercando di spiegare in poche parole. Dal punto di vista politico, la situazione è che è meta difficile che la Gran Bretagna bilacca a barrare all'interno del mercato unico senza stare all'interno dell'Unione Europea, pruite che tutti gli altri stati possono avanzare la stessa pretesa, cioè di mantenere sul mercato unico, però senza mantenere le frontiere aperte, che come schimos, le frontiere aperte sono parte integrante dei principi dell'Unione Europea e consentire a un Stato di non hackere o di non tenere questo tipo di principi può essere un precedente pericoloso che ognuno potete avanzare la stessa richiesta. La regione è che poi a cambiare 19 che sono i contrattatori che bisogno le elezioni in Germania, che Angela Merkel che è candidata sul quarto mandato e in Francia, che come schimos sono i maggiori azionisti e questo che tengono più speso all'interno dell'Unione Europea. Mantenendo comunque presente che ad esempio la Germania, che è un grande produttore di macchine, è stato che tiene bisogno dell'Inghilterra che sarà frontiere aperte a livello commerciale, che metà macchine sono vendite appunto in Gran Bretagna. Questa è una delle tante cose. Dal punto di vista economico invece vi è una revisione sul ribasso dei soschimbannos che hanno bene, che l'ufficio che travalla l'ufficio economico delle statistiche economiche che travalla che per il Ministero dell'Economia ha nato che i soschimbannos già crescere metà de manco de quanto è stato previsto hanno colato pruite che aveste questa incertezza che riguarda trovata appunto che non si iscritti la Gran Bretagna barra all'interno del suo mercato unico che commente è giusto di aumentare la Gran Bretagna esporta quasi la metà di tutto l'export suo est all'interno dell'Unione Europea. Per questo provate a mille cose è impossibile come creare una previsione e infatti il Ministro dell'Economia ha applicato in considerazione tutte le misure poi si è pronto a ogni scenario che potrebbe essere possibile sul futuro. Vinza che la Gran Bretagna sarà fuori non solo dell'Unione Europea ma vinza del suo mercato unico. E su mentre Theresa May, che è il premier, si spendendo a manca a destra a vedere chi sono indianos, chi su presidente Trump già tabidere fra poco, può cercare di mantenere questa posizione privilegiata e una posizione assolutamente primaria all'interno del suo mercato mondiale, non solo appunto politico ma vinza commerciale. Vi ringrazio per l'attenzione e per il resto del suo aggiornamento vi invito sempre a non seguire. Grazie e alla prossima.